Colpito alla testa con una sbarra e accoltellato in piena notte dal figlio 24enne, è morto così Francesco De Felice, 56enne ex militare residente in via Rosolena, Vittorio Veneto, nel Trevigiano. A dare l'allarme poco dopo le 4:30 di notte la moglie. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Vittorio Veneto e Treviso insieme al personale del SUEM 118. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che tutto sia scaturito da una lite familiare finita in tragedia. Il figlio della coppia è stato trovato in stato confusionale sul pianerottolo di casa. De Felice era andato da poco in pensione. Sono stati i suoi stessi ex colleghi militari dell'Arma a trovarlo senza vita sul divano di casa. Il figlio era già noto per aver avuto dei disturbi mentali, ma al momento non era seguito da quel che si sa. Nei giorni scorsi si era allontanato dalla casa in cui viveva con i genitori. De Felice era andato a riprenderlo. I due avevano avuto l'ennesimo litigio perché il ragazzo non voleva tornare a stare con i genitori. La moglie, anche lei 56enne, in casa al momento dell'omicidio, è stata per molti anni insegnante di scuola superiore. La coppia ha anche un secondo figlio che però vive all'estero. Una brava famiglia. E il figlio cosa faceva? Stava studiando? Il figlio si era laureato, studiava, poi ha trovato un lavoro e poi non so cosa sia successo. Comunque sì, so che ci dovevamo vedere. Ieri ho pensato, guarda, domani lo chiamo, vado a farmi un giro, una passeggiata con lui, perché ogni tanto ci incontravamo per fare quattro passi così, ma poi alla fine ci è arrivata questa brutta notizia e niente, poi non so altro. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche il medico legale Alberto Furlanetto e il PM Davide Romanelli. Madre e figlio sono stati portati in caserma. Il medico legale sta valutando quale sia stata la ferita principale che ha causato la morte dell'uomo, che è stato colpito alla testa con una sbarra per le flessioni e successivamente accoltellato più volte con un coltello da cucina. Sotto shock i residenti della zona.